La morte del diciottenne bassanese, che pare sia stata provocata dall'assunzione di alcuni medicinali, anche se sarà solo l'esame autoptico a fare chiarezza, ha portato alla luce quella che può essere vista come una moda dello sballo, utilizzando farmaci per lo più reperibili su internet. Spesso si usano degli sciroppi per la tosse o dei prodotti a base di codeina. Questi prodotti miscelati con delle bevande gassate che contengono acido citrico e che realizzano una bevanda che loro chiamano purple drink, determinano delle condizioni di alterazione minima dello stato di coscienza che però per gli adolescenti possono essere molto gradevoli. Poi ci possono essere sostanze che, come lei diceva, possono essere acquisite in maniera un po' improvvida e che possono determinare danni imprevedibili. Per quanto concerne l'online, sottolinea Greco, esiste un mondo del web nascosto, accessibile solo a pochi, assai difficile da controllare. Partendo proprio dal presupposto che la sperimentazione è alla base della crescita, il dottor Greco si rivolge al mondo adulto che ruota attorno ai ragazzi e alle ragazze. Intanto continuare con tutte le attività che vengono svolte in ordine alla prevenzione e all'educazione, a cominciare da quella sulle famiglie e sui genitori, fin dalla scuola materna, dalla prima infanzia, come peraltro CERT fa da anni qui a Bassano e come peraltro si fa in collaborazione con il privato sociale. Allenare alla consapevolezza, allenare soprattutto a quelli che sono gli elementi imprescindibili della conoscenza, fare i conti con la sperimentazione, ma fare in modo anche che la sperimentazione non si traduca in danno.